Tutti stanno friggendo mais dopo aver visto questa idea geniale. Per la ricetta di oggi avrò bisogno di 3 pannocchie di mais e le pulirò molto bene, togliendo tutto quello che hanno attaccato. Poi le taglierò in diversi pezzi, in questo modo. E prima che me ne dimentichi, dimmi da quale città ci guardi, così posso mandarti un abbraccio speciale. L'abbraccio di oggi va a Isabella Romano, di Emilia-Romagna. Sono felice che ti stia piacendo le nostre ricette. Adesso riempirò una padella con olio. Quando sarà abbastanza caldo, metterò dentro i pezzi di mais preparati. Fai molta attenzione in questo momento, perché c'è la possibilità che l'olio caldo schizzi su di te. Mantieniti sempre a una distanza di sicurezza per non farti male. Questa parte è essenziale perché la ricetta di oggi arrivi al risultato desiderato. Non si può evitare di farla. Col tempo girerò i pezzi per prepararli bene da tutti i lati. Hai mai fatto una ricetta simile a questa prima? Mandamela così, posso farla anch'io a casa mia. Dopo che tutti i lati saranno pronti, toglierò i mais dalla padella e li passerò su un piatto con carta assorbente per assorbire bene l'eccesso di olio. Sai già come sarà la ricetta di oggi alla fine? Una volta asciutti, passerò i pezzi in una ciotola grande. Aggiungere un cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di pepe nero e un cucchiaino di paprika per mescolare molto bene tutti gli ingredienti. Il sapore di questi condimenti che abbiamo aggiunto alla ricetta è incredibile, danno sempre tanto a tutte le ricette. Dopo di ciò, in un altro recipiente aggiungerò 2 cucchiai di maionese, un cucchiaio di ketchup, un cucchiaio di senape, un cucchiaio di salsa barbecue, un cucchiaio di salsa di pepe e un cucchiaio di miele per mescolare molto bene tutti gli ingredienti. Questa salsa è buona da mangiare con varie ricette, non serve farla solo per questa. Inoltre aggiungerò un cucchiaino di aglio in polvere e un cucchiaino di cipolla in polvere per continuare a mescolare molto bene gli ingredienti. Con quale altra ricetta mangeresti questa salsa? Sono sicuro che sarà deliziosa anche lì. Poi passerò i mais precedentemente preparati in un altro recipiente. Guarda come sta diventando bella la ricetta di oggi. Non vedo l'ora di assaggiarla quando sarà finalmente pronta da mangiare. Sono sicuro che hai già acqua in bocca solo a vedere come sta venendo questa ricetta. Falla anche tu oggi stesso a casa per non restare solo con la voglia di assaggiarla. Questa ricetta è molto più sana di qualsiasi altra ricetta simile che puoi trovare nei ristoranti convenzionali della città, oltre a essere fatta con molto più amore e cura. Inoltre, questa ricetta è anche molto veloce e facile da preparare e fare. Anche senza esperienza in cucina non si può avere difficoltà a farla.